Siamo arrivati ormai a Pasqua. E io ho già una certa fame, te lo dico Luigi. Noi oggi iniziamo i festeggiamenti per Pasqua perché vogliamo che siano, come dire, protratti nel tempo e Come iniziamo giusto che con la colomba del nostro amico Dario Loison. Una colomba tra l'altro speciale che riguarda un po', come dire, la gamma delle colombe di Dario, che sono molte e tutte particolari. Questa riguarda ovviamente l'interno, che è con amarena e cannella. Sai dirmi qualcosa di più di questa colomba, Sara? Allora, questa colomba è stata ottenuta con fermentazione naturale e da pasta acida e, come hai detto tu, poi anche degli ingredienti molto particolari, quindi come le amarene semicandite e la vaniglia del Madagascar, cannella. Quindi non è la classica colomba, quella proprio tradizionale che trovi in giro, è sicuramente una cosa più particolare e io non vedo l'ora di assaggiarla. Stupenda! Sara, però a me sembra che manchi qualcosa qui. Qui abbiamo una bellissima colomba, E cosa ma abbiamo? noi siamo abituati anche a farci un abbinamento. Ma Oh, dai Luigi, davvero pensavi che io vi potessi lasciare senza il brindisi di accompagnamento a questa meraviglia? Allora, vista la presenza di noce moscata di amarena, ho pensato di abbinare un bel moscato giallo, fior d'arancio, passito, Coliugane fior d'arancio di OCG, 2015, e quindi non ci resta che provare questo abbinamento, perché ho ragionato che abbiamo una colomba che ha una grande struttura, no? Poi chiaramente la dolcezza, la morbidezza, la presenza proprio di mandorle, di noce moscata, di amarena, quindi abbiamo complessità anche la cannella. e anche la cannella che mi crea una persistenza, quindi secondo me questo passito dovrebbe stare molto bene. Tra l'altro un vino che viene affinato in acciaio, per cui non ci sono note legnose, è molto minerale, molto verticale, è ancora veramente giovane, e quindi l'acidità di questo vino mi va veramente in contrapposizione a tutta la parte dolce, la parte morbida della colomba. Ecco, allora questo è il mio brindisi. Vi auguro a tutti voi appassionati di Venezia Channel, a te Luigi, a Sara, a Lara, a tutti coloro che ci guardano in questo momento, una serena Pasqua 2021. Cin? Manca ancora qualche giorno alla Pasqua, ma noi ci stiamo già portando avanti con un buon passito e una buona colomba di Loison. Oggi siamo qui a Baone, ospiti da Elisa Di Lavanzo della cantina di Maeli, e quindi volevo farvi tanti auguri di buona Pasqua a voi di Venezia Channel, a Luigi, a Lara ovviamente, a Elisa e a tutte le persone che ci seguono. Ciao Luigi, mi fa piacere tu stia degustando la nostra colomba. Un saluto a tutti. Cari amici di Venezia Channel, siamo arrivati a Pasqua, una Pasqua bella perché si passa in compagnia delle persone a cui vogliamo bene, anche se siamo isolati fra amici. Quindi in questo bellissimo contesto, isolato ma bellissimo, voglio fare gli auguri a tutti voi, naturalmente a Elisa Di Lavanzo, al suo passito straordinario, passito Maeli, a Dario Loison con la sua colomba strepitosa, grazie Dario, naturalmente alla mia complice, Sara, la nostra tecnica di sempre, Lara, che ci riprende sempre con gioia, e speriamo che le immagini vi piacciono. Auguri, buona Pasqua!